E adesso ci occupiamo di teatro, in particolare del Trianon, dove Nello Mascia ha portato in scena Raffaele Viviani. La pioggia ha impedito che l'evento potesse svolgersi per strada, così come preventivato, ma la magia del Teatro Trianon ha reso comunque coinvolgente lo spettacolo progetto curato e diretto da Nello Mascia. 2 commedie di ieri in tempo di pandemia. Il nuovo Trianon, con la direzione artistica di Marisa Laurito, ha aperto così la propria stagione. Il progetto si compone dell'allestimento di 2 atti unici di Raffaele Viviani, Porta Capuana e Mieza Ferrovia. Lo spettacolo si fa lo stesso e sono sicuro che andrà ottimamente bene. Mancherà di questo spettacolo, diciamo, il senso della polis, della città, del racconto della città, perché queste 2 opere di Viviani rappresentano proprio questo, raccontano Napoli di 100 anni fa e naturalmente ci fanno riflettere su come siamo cambiati e darci forse qualche arma in più per affrontare più coscientemente il futuro. La rappresentazione ha avuto analogie storiche con il momento che stiamo vivendo. I 2 atti furono infatti rappresentati al Teatro Umberto all'indomani della disfatta di Caporetto, al tempo della prima devastante pandemia del Novecento, l'influenza spagnola, che fra il 1918 e il 1920 contagiò quasi 500 milioni di persone, facendo registrare quasi 50 milioni di morti.